può parlare io? Come si chiama? De Pace Ennio. De Pace Ennio. Dove è nato? Taranto. Quando? 1924. 4 del 5. Risiede dove? Dove risiede? Firenze. Sono 46 anni che sto qua. Bravo. Siede a Firenze, via Benedetto Marcello? Sì. Numero 41, va bene, lo vedo qui scritto nella lista. Leggo quella formula che è davanti a lei. Non so leggere. Non so leggere. Ecco, prima di questo, vuole essere ripresa dalla telecamera o no? No. No. No, perché già mi hanno pedinato. È meglio ve lo dico prima. Già? Mi hanno pedinato. Pedinato, che c'è? La libera scelta va bene, rispettiamo la sua volontà. No. Allora, si obbliga a dire, dici che non sa leggere, si obbliga a dire la verità, Sì. tutta la verità di questo Tutta fatto. la verità. Infatti sarà chiamata a interrogare, va bene? Sì. Bene. Il Mistero può fare le domande. Posso parlare? Un attimo, signor De Pace, scusi. Le risponda a domanda, così. Signor De Pace, qual è la sua professione? Pensionato? In bianchino. Mi sente? In bianchino. Faceva l'imbianchino. Parli al microfono, per Ora cortesia. sto in pensione. Signore, È in parli al pensione. microfono. Sto in pensione ora. Da quanto è in pensione? Da quanto tempo? Perché ho avuto 2 infarti, mi hanno mandato prima in pensione. Mi hanno mandato 10 anni prima. 10 anni in pensione. Ha avuto recentemente, diceva degli infarti, in che anni? 2. 2. E poi recentemente ha avuto problemi di salute? Sì, ora pure 6 mesi fa l'influenza mi ha presa tutta questa metà. Gli ha dato dei problemi È stato ricoverato. Ho capito. Ho avuto i fuochi di Sant'Antonio e all'occhio e Rende parla vicino al microfono. Vogliamo spostare? Ecco, spostiamo un attimo il microfono. Ah. Le dispiace qualcuno? Ecco Antonini, scusi. Che magari il Signore si volge verso di me, se no non lo sentiamo. Mi metta per bene avanti, Diceva questo problema recente del fuoco di Sant'Antonio al volto è una cosa di qualche mese fa. Giorno sì da Befana Della Befana. mi è successo, l'influenza. Mi hanno fatto 6 punture di cortisone in 3 giorni e antibiotici 50 anni mi ha preso sul lavoro. Ho capito. Senta, lei conosce dove abita? Ha detto a Firenze. A Firenze. E conosce la zona di San Casciano degli Scopeti? Abitava mia figliola. Abitava prima? Sì. La sua dove abitava la sua figliola? A strada dopo San Casciano che si va, io non volevo dire queste cose perché al numero 25 che si va a vecchia strada romana, come chiama? Per San Casciano. E in che anni ha abitato sua figlia lì? Mia figliola è andata là nell'82. Nell'82. E fino a quando è abitato lì? Ha venduto perché ha venduto tutti che l'hanno rubato 3 volte, l'hanno dato anche incendio. In che anno ha venduto, lo ricorda? 3-4 anni fa. Quindi una decina d'anni ha tenuto questa casa. Sì, Lei la andava a trovare queste ragazze? quasi tutti i giorni. Aveva della terra questa? Sì, aveva un po' di terra, poi io quella domenica a mattina dell'85 andai a tagliare l'erba sotto a casa. A casa di sua figlia? A casa mia figlia. Siccome che c'era i venti andava tutto il fumo a casa, allora sospeso e disse vengo lunedì mattina, questo fu dell'85. O lunedì mattina alle 5 mi alzai. Scusi un attimo, signor. Lo metta proprio davanti. Il lunedì mattina mi alzai alle 5 e andavo a San Casciano. Si alzò a casa sua da Firenze? Da Firenze. E andavo a San Casciano. Siccome a Chiesa Nuova, di là entravo io e andavo a vedere per i funghi, se è fresco vado a vedere per i funghi. Arrivando nel bosco,
da parte di Chiesa Nuova, non da parte delle scoperte. Lei andò in macchina? Andò con la sua macchina? Con la macchina andai. Arrivai alla catena, c'era una catena, lasciai la macchina sempre dove la lasciava sempre. Io da quel bosco aveva del 78 che praticavo quel bosco. Sempre per funghi? Per funghi. Beh. Andavo anche a caccia, però a caccia andavo a Chiesa Nova. Sì. E poi magari andavo per funghi anche là. Come me andavo per i torti, per le colombacce, poi andavo pure a caccia a San Casciano. E allora mentre la mattina mi avviai, che dovevo andare a bruciare l'erba, mi fermai, era presto, mi fermai a questo bosco. Era già giorno? Era mezzo e mezzo, stavo Mezzo. facendo l'alba quando parti Beh. da casa. Che Arrivai macchina? là, lasciai la macchina alla catena, c'è una catena, perché non la lasciavo mai di dentro la catena la macchina, perché delle volte era aperta e delle volte era chiusa. Ok. Ho detto così mi chiudono la catena e rimango con la macchina dentro. Chiarissimo. E lei rimaneva sempre fuori. Vado, piglio il viottolo, questo viottolo che si vede sopra, per me ci piglio il viottolo e scendo un pochettino giù, faccio un 100 metri, e salgo sopra questa collina, La collina verso dove? che di sotto io non sapevo che di là erano le scopette. Ho capito. Quando arrivo sopra c'erano 2 o 3 alberine di feirine, le Di? feirine, quelle, le sorbe. Bene. C'era qualche fungo che aveva piovuto prima, erano tutte fungacce così, rosselle, quelle robe là. Arrivo là, faccio 2 piedini, a terra erano ancora acerba, Questo nel bosco, siete nel bosco. chiamavamo lo scopetto e entrava sempre. Ora poi le mostriamo la foto che lei aveva già Sì. visto. Comunque faccia il Sì, racconto. voglio la foto. Quando arriva a queste perine qua, se vado a quelle delle perine, vedo c'è il fuoco a terra in acerbo e continuo, che sopra questa collina c'è un viottolo che costeggia tutto di sotto e va a uscire fino a un'altra volta a catena, gira così, che non se me ne è accorto quando va a che. Quando lascio le perine e sento un fruchio dentro il bosco là, c'erano le scope che erano 3 metri alte. E sai chi c'è qua dentro? Guardate più avanti e lo sento più avanti. Arriva a un certo punto c'era un pochettino, Al microfono. c'era un pezzettino di vuoto di scopa più pulito. E mi sento più vicino questo qualcheduno c'era dentro, che c'è il cinghiale, che c'è qualcheduno. E mi vede comparire al signor Pacciano, mi vede comparire. E disse buongiorno, mi guarda e se ne scappa. E poi dice che io qua, io per me era un manico di pistola, perché non era un pacco, perché lui quando saliva questa affare qua, gli dava noia. Però lei non vide di cosa si tratta. E se c'aveva, È era un'immaginazione vestito, sua di cosa era fosse. vestito con una giacca a vano, tipo impermeabile, tutto liscio. Come di spalle era di quadro, era tutto, poi lo vedi di faccia pure, che era lui. E la giacca arriva fino a qua. Il cappellino quasi bianco. Di Quasi bianco. Quasi bianco, la vano così, più chiaro da giacca. La giacca era liscia, tutta liscia. Ho capito. Questo Questo cappellino com'era? Era fino a qua sotto. Era tutto quadro, come spalla, come vita, come sedere, diciamo. Era tutto quadro. E l'andava stretta addosso. E si vedeva questa cosa qua che lui ogni tanto gli dava noia. Ma lei l'ha visto per parecchio tempo o è stato un attimo? Come da dove l'ho visto a 5-6 metri, passando questo viottolo, poi c'è un pezzettino di scopa che era 7-8 metri, e poi entrò nel bosco che andò alla catena. Ho Andò capito. là, perché lui sapeva già la cocciatura per arrivare prima là. Non presi il viottolo, mi guardava e scappava. Ciuccia a bestia, salute, dissi io, proprio queste parole. Come gli disse che parola? Ciuccia a bestia, ciuco, ciuco, a bestia, a me li saluta. Lui è una vibra, dentro a quelle scope, e scappò. E gli disse queste parole. Che ore sarà stato di mattina lei? 6-10. Come mai è sicuro che sia questo orario? Che calcolo? Calcolai.
l'orologio non l'ho visto, calcolare quando ho partito da casa, andai là, andai sopra, era quello. A che ore arrivò lì? Lei dice verso le 5, ha detto. Io alle 5 Partì. partii da casa, Bene. alle 5. Feci colazione e arrivai là, l'orologio lo guardava. Disse, questo sta facendo l'alba. Dentro il viottolo era più buio. Quando arrivo sopra c'era luce già, c'era luce. Si vedeva bene, si vedeva. Avevo sortito quasi solo. Poi sopra è pulito il bosco, là, era pulito il bosco, si vedeva bene. Non c'erano alberi e cose. Ecco, ora L'ho visto di le faccia. mostriamo un attimo una fotografia che lei ha già visto e vediamo Sì, vi faccio. se riesce a individuare meglio i luoghi. Perché io a questo viottolo, sul sotto, non sono arrivato mai, sono arrivato più sotto, mi sembra che c'era una casina sotto là. Una cascina? Una casina, Casina. uno scarabocchio là che c'era. Di qua all'inizio c'era un lago, c'era il lago. Allora andiamo un attimo, se si riesce a vedere, è molto sfocata questa foto, se si riesce, si può dare un po' più di colore? Di sotto, Aspetti un attimo, aspetti, un secondo. questo no. Di là sotto dove c'è il chiaro che è la strada. Allora vogliamo, scusi un attimo, proviamo a mostrare quella dal computer. Scusi un io secondo. ho visto quell'altra. Signor De Pace, un attimo, nel caso abbiamo la foto, gliela facciamo vedere a lei senza grandi meccanismi. Perché io sono entrato sempre da catena là. Può aspettare un secondo, Che vediamo. di sotto non lo conoscevo il posto. Ok. Poi, Ecco, questa è un po' meglio, è un po' più chiara. Lei riconosce in questa foto i posti? questa è la strada di sotto. Questa qua. C'è la piazzola. Quella è la piazzola là. Guardi qua. Quella è la piazzola. Quello là, io entravo da Chiesa Nuova, da dove c'è la catena. È lì dove c'è l'acqua. Là. Andavo là sopra dove c'è la B. Lei stava andando nel... Là, sopra quella collina là, stavo io. Sì. Io. E lui veniva di là dove c'è la freccia andando sopra. Sì, di là. Lei la macchina l'aveva lasciata? E la catena, dove c'è la catena? Perché c'è un viottolo da Chiesa Nuova che si entra là dentro. E poi di qua sotto, permettimi, mi posso alzare? Mi posso alzare? C'è un viottolo Si da alzi catena che va fino a quel punto. Che io la domenica dopo, con mio figliolo e un altro amico, disse Savacacci, si va a vedere dove è stato questo omicidio. Disse, no? E si va là a mezzogiorno a vedere, e c'erano i carabinieri. E disse i carabinieri. E disse i carabinieri, disse se avete fucili in macchina, disse sì, portatele sopra. E vedo a terra, là dove è stato l'omicidio, un monte d'ovate, ovate giallo, ovate giallo. E c'era una busta da farmacia, quello con tutte le mani così. E c'era tutti distesi, questo ovate. E io ho pensato subito, maligno. E detto qua sono dei finocchi che hanno stati pure qua. Dei finocchi, vabbè, tutta un'altra cosa. Senta una cosa un attimo, signor De Pace, stia a sentire me. Lei come è riuscito, se è riuscito a stabilire il giorno in cui ha fatto l'incontro con questo signor Pacciani? Come mai? Il lunedì mattina perché devo andare a San Cascena a bruciare l'erba. Sì, ma come è sicuro che fosse quel lunedì mattina? E perché la domenica sono andato a vedere dove è stata la domenica dopo. E era il lunedì. Perché la domenica taglia l'erba, il lunedì andavo a San Casciano. Per quello sono sicuro. Che la domenica dopo andai a vedere con mio figlio e l'altro amico, andavamo a vedere dove è stato. E guardai là, disse, che la sopravvista a questo qua? Ma non lo sapevo. Cioè lei la domenica successiva si è reso conto che era stato il lunedì e le disse ai precedente. carabinieri, le disse, vedi questa gente vengono di là.
le disse pure ai carabinieri, questa gente vengono da, perché mi reso sossetto quando ho visto che là c'era io, il lunedì. Senta una Questo qua cosa. che è venuto. Quando l'ho cominciato a vedere in televisione, poi sui giornalisti, proprio quello là che ho visto. Facciamo. Senta un po', ma come mai non si recò dai carabinieri subito? Non lo disse ai carabinieri Ma subito? non lo conoscevo chi era sto Facciani. Io non volevo miscolarmi dentro a questa faccenda. Quando ho visto che l'avete lasciato fuori, ho detto qua non va più bene. Io ho detto questa cosa, perché sono 2 ora. Poi ho visto anche quell'altro. Si nascondeva col giornale. Quando arriva io. Scusi, signor De Pace. Lei si è presentato alla questura, alla polizia, diverso tempo dopo. No, io mi ho presentato, era a casa di mia figliola a Casellina e stavo vedendo la televisione e si è visto che l'avevano mandato fuori e ho visto tutta la polizia, carabinieri, tutto là a cercare, dopo pompieri e disse mia moglie non voleva a casa che io andava là, disse non andare, non ti miscolare questo. Ma perché questa gente vuole giustizia? Devo andare io, vuole giustizia questa gente. Devo andare, io ho visto qualche cosa che non mi piaceva. Io l'ho visto a lui là e ho visto anche quell'altro. L'8. Non è uno solo. Questo all'8 l'ho visto alla fine del mese dentro una 500 blé, con vestito blé, la camicia bianca, e io ero dentro la macchina, arrivare con mio nipote là, c'aveva 17 anni. E io, quando ho visto questo qua che si è coperto col giornale, ho detto, e perché si sta coprendo ora che sono arrivati io? Ora andiamo una cosa per volta, lasciamo stare all'otto, facciamo l'episodio del primo, poi parliamo E dell'otto. mi ho nascosto nel bosco per vedere di faccia quest'altro. E ho preso gli altri e andare a una squadra amici. Disse mio nipote, se no metti il mondo, sai tu. Ma solo visto di faccia. Senta una cosa, scusi un attimo, signor De Pace, per cercare di capire. Sua figlia, come si chiama? Maria figlia, De faccia. E sua figlia le diceva all'epoca, lei gli aveva No, raccontato... non sapeva niente nessuno. L'ho detto dopo. Quando ha cominciato che ho visto faccia, ho detto, stavolta l'hanno indovinato, è lui, quelli che hanno preso. Stavolta l'hanno indovinato. Signor Vigna l'ha indovinato stavolta. Quindi sua figlia si chiama De Pace Maria Piera Sì. e ora abita a Firenze? Eh? Abita a Firenze? Sì, ha venduto là tutto. Che è morto il marito. Questo è il secondo marito che è morto. Ho capito. Senta, questo problema che lei ha avuto ora, che gli ha dato 6 mesi fa, questo problema al volto, è stato improvviso, ha detto lei? È stata l'influenza, ho avuto l'influenza. E un dottore mi passò la vista, subito cortisone. 6 punture in 3 giorni, una mattina e una sera, antibiotici in quantità e mi ho recuperato. E poi è stato di questa malattia, si è curato, ha avuto ulteriori... Sto curando ancora. E che tipo di medicine prende? Sto fumata, ci ho messo anche l'occhio, 6 volte al giorno. Poi c'ho questi cirotti che lo dovevo mettere, non l'ho messo perché di vedere vedo. Questi cirotti, tutte le fumate. Lei ha qualche, scusi signor De Pace, ha qualche per caso certificazione che riguarda che tipo di malattia ha avuto? Malattia non ho avuto nulla. Ho avuto No, soltanto questo problema... No, sotto l'influenza non c'è nulla. È Mi hanno un'influenza. fatto tutte le visite. Fino ad ora, ultimamente, mi hanno vissuto dentro e sei tutto sano dentro. Sei Ok. tutto sano. Sono tutte queste medicine che mi hanno date e mi hanno Ho capito. tutto là. Presidente, io farei questa proposta alla Corte. Innanzitutto mi sembra che qualche problema dovuto a questo stato di malattia obiettivamente ci sia e quindi chiederei innanzitutto di sentire ex 507 la figlia del signor De Pace su 2 questioni. Primo, Non vogliono sapere nulla. loro. Scusi un attimo, signor De Pace, sia per quanto riguarda questo problema che è successivo Loro mi hanno detto, mia moglie, mia figlia, Di non figlioli, venire, sì, ho 3 abbiamo- figlioli, mi hanno detto non ti mettere in mezzo a questo Questo faccende. l'abbiamo capito. Non ti mettere in mezzo a questo faccende. e quindi di sentire la figlia e la moglie nel caso, se fosse necessario, e di acquisire la documentazione medica tramite i figli relativi a questo stato
del signor De Pace, tenendo presente che le deposizioni Perché che aveva... c'ha tante guai per la testa sua. Ora vediamo C'ha due figliolo, uno Ho è ricoverato. capito, ora lasci stare, no? È una cosa che non riguarda la... Tenendo presente che effettivamente insomma, c'è qualche problema per quello che riguarda lo stato attuale del test e che ci sono due verbali in atti nei quali, fra l'altro, lo stesso signor De Pace fa presente che lo stato di malattia è successivo, e sono uno addirittura dell'anno scorso, marzo 96, e uno dell'ottobre 96, nel quale non si dà atto di questa situazione diciamo che lascia qualche problema circa la possibilità di capire oggi in che situazione fisica il test si trovi. Quindi chiedo di sentire la figlia e di acquisire la documentazione medica, all'esito ovviamente o di risentirlo o di utilizzare i verbali in atti. Non ho altre domande, grazie. Parti civili? Difensori imputati? La domanda o no? Avvocato Pepe. Bene. Avvocato Pepe. Senta, lei si ricorda di essere stato interrogato 2 volte dalla polizia? Stavano qua, uno stava qua, non ricordo che c'era. L'ho visto uno, c'era qua, Che cosa? è stato interrogato. Lei è stato interrogato 2 volte, alcune volte la polizia, Sì. 2 volte la polizia. Lei risponda alle domande, scusi. Sì, e mi ricordo, c'era uno, l'ho visto qua. Vabbè, ma non importa averlo visto oggi. Risponde se è stato interrogato o no. Sì, mi ricordo. Allora io le ricordo che lei è stato interrogato il 3 di marzo del 96 e successivamente il 3 di ottobre del 96. Ecco, siccome in questi 2 verbali lei ha dato delle dichiarazioni del tutto opposte, io le chiedo, vorrei sapere esattamente relativamente al giorno in cui lei dice di aver visto Pacciani nel bosco. Il lunedì mattina. Ecco, però, allora io a questo punto le contesto che nell'interrogatorio del 3 marzo 96 lei ebbe testualmente a dire: non sono sicuro se tale incontro avvenne prima o dopo il delitto dei 2 francesi. No, era sicuro perché... Questo l'ha detto lei, non l'ho detto Sì, io. era sicuro perché io a domenica andavo a bruciare l'erba, andavo a tagliare l'erba. Il lunedì mattina che doveva andare a bruciare l'erba, il lunedì mattina, era là lui, il lunedì mattina, facciamo, il lunedì. Sì, ecco. Il domenica dopo dell'omicidio, ero là io a vedere dove è stato. Ora faccia prima leggere cosa ha detto prima e poi può fare le sue precisazioni. Lei ha detto testualmente: non sono sicuro se tale incontro avvenne prima o dopo il delitto dei 2 francesi, ma sono certo che il bosco era ancora intatto, cioè non era ancora interessato, era stato interessato da un incendio che ne bruciò una parte. Poi l'ufficio... Sì, è stato l'incendio. Ecco, ma io le chiedo... L'incendio è stato... Prima hanno tagliato un pezzo di bosco. lasci fare l'incendio. Scusi, faccia finire le domande, per cortesia. Io le chiedo come mai lei in un momento precedente, cioè nel marzo del 96, dichiara di non ricordarsi di aver visto i Pacciani prima o dopo l'omicidio. Sì, a domenica andai a San Casciano. No, mi lascia finire la domanda, se no non si arriva mai alla fine. Io le domando, come mai nel marzo del 96 lei non si ricorda la data di quando avrebbe visto Pacciani, mentre nell'ottobre dà addirittura una giustificazione per dimostrare di aver visto i Pacciani in un certo giorno. La domanda che io le faccio è questa: come mai nel marzo non se lo ricorda nell'ottobre? Mi ricordo che lunedì mattina, a domenica era a San Casciano a tagliare l'erba non l'ho potuto bruciare, andai a ritornare il lunedì mattina a bruciare l'erba e vide Pacciani in quel bosco là. Ho capito, ma io le sto chiedendo come mai nel marzo lei non si ricorda quando ha visto Pacciani, mentre nell'ottobre, cioè molti mesi dopo,
dichiara la data precisa in cui avrebbe visto Pacciani, dando anche una giustificazione del motivo per cui se lo ricorda. Quindi questo motivo lei se lo doveva ricordare anche nel marzo. Era il lunedì. Ho capito. Non mi ricordavo se era o martedì o venerdì, ma era il lunedì, ma era da bruciare l'erba. No, lei continua a dire il lunedì, io le sto domandando. Il lunedì viene fuori nel secondo interrogatorio. Io le sto chiedendo come mai molti mesi prima non si ricorda una circostanza e poi viene fuori molti mesi dopo. Ma non mi ricordavo i giorni, ma era il lunedì che ho visto Pacciani. Ho capito, ma lei nel marzo ha detto non sono sicuro se tale incontro è avvenuto prima. Avvocato, la sua versione, ci creda o non ci creda, è così. Che devo fare? Io lo so che No, un momentino, Bene, Allora, continuare. altra domanda. Senta, lei oggi ha detto che questa persona che lei avrebbe identificato in Pacciani era vestito di colore Havana. Ecco, allora io le contesto che il 3 di ottobre lei ha detto che questa persona era vestito, indossava un cappellino tipo ciclista di cencio e una giacca di color grigio-verde. Ora il grigio-verde non mi sembra che sia la stessa cosa dell'Havana. No, Havana ha dato quel pochettino di verdolino di scopa. L'Havana non è grigio-verde, mi scusi, Vabbè, le Ora prendo atto che lei considera l'Havana un pochettino scura, non è... Bene. 8. Poi lo vedi in faccia, lo vedi. Senta, stamattina e a un certo momento poi è stato interrotto dal Presidente. Lei ha parlato a un certo momento di aver visto non solo Pacciani ma anche Lotti. Come mai finora non ne aveva parlato di questa cosa? Come mai finora non ne aveva mai parlato? Negli interrogatori non si parla di Lotti. Non volevo mischiare dentro a questa faccenda. Sì, ho capito. Quando lo vedi che stava qua, che stava dentro, e gli dissi sempre, dice, ce l'hanno loro, ce l'hanno fra le mani. Quando ho visto che l'hanno portato via, che l'hanno sortito, ho detto no. Ho capito. Senta, ma lei, come ripeto, è stata sentita 2 volte dalla polizia. Come ha parlato in quelle 2 occasioni di Pacciani? Se avesse visto anche Lotti, non vedo che motivo ci fosse perché non dicesse anche questo. Alle 10:30 la mattina, Lotti. Stava pure mio nipote dentro la macchina. Arrivai là, che dovevo andare a vedere quei funghi. E questo qua, come arrivi, c'aveva la macchina sulla destra e messa la macchina sulla sinistra. Arrivo io, si prende il giornale e se lo mette così. E mi ha dato sul sospetto quando si è messo sul giornale così. Te lo voglio vedere, faccio chi è questo qua. Non nascosto nel bosco, ho preso il fucile, me l'ho portato nel bosco, l'ho caricato nel bosco, ho caricato anche qui. L'ho messo nel bosco e l'ho voluto vedere di faccia. Mi è passato, l'ho visto. Ma io le chiedo... Un vestito pure stupido, la macchina 500 pure stupido. Ecco, ma in che giorno avrebbe visto Lotti? All'ultima domenica di settembre. All'ultima? Domenica di settembre. Ultima domenica. Sempre di domenica. L'ultima domanda. Lei ha detto che a un certo momento ha sentito il dovere civico di testimoniare soltanto quando era stato assolto Pacciani dopo l'appello. Ora io le chiedo, visto che lei aveva già riconosciuto o dice di aver riconosciuto Pacciani in quell'occasione, come mai non si è presentato a rispondere in primo grado? Non volevo mettere dentro a queste faccende. Ma poi ci si è messo, sicché... Poi quando l'avete messo fuori, che l'ho visto che era libero, ho detto no, deve finire sta storia. Mi ho presentato, questa storia l'ho detta a un prete. L'ho detto a un prete e a un avvocato, mi ho consigliato prima con loro e poi sono venuto. L'ho consigliato da un prete, sono andato a confessare da un prete e poi dall'avvocato. E tu vale il sistema tutto. E sono venuto. Da un avvocato. Bene? Questo è tutto. E la facciamo, ve lo dico, e la facciamo. Ma non mi nulla la tasca. Senta un pochettino. Ma che vuoi dire? Non voglio nulla io, voglio giustizia. Questa gente chiede giustizia. Signor Pace, si giri di qua. Bene. Ecco, lei ha detto che ha visto Pacciani nel bosco, che era il lunedì che bruciò l'erba, e che la domenica successiva
e la domenica successiva andò a vedere perché c'era stato i carabinieri, c'era stato il delitto. E quello me lo mandava che il lunedì, a domenica dopo andai là. Ho capito, glielo ho riassunto io le sue dichiarazioni. Lei come fa a dire che era il Pacciani? Che l'ho visto di faccia pure. Ma lo conosceva già il Pacciani o no? Sì, era Pacciani. Ma lo conosceva già? No, non lo conoscevo, se lo conoscevo veniva sopra. Quando ho cominciato a vedere sul giornale, se nella televisione, l'ho detto, stavolta non l'hanno indovinato, è lui. Quando Poi cominciò a vedere sul giornale in televisione. A quell'altro ha detto, ce l'hanno due, ce l'hanno sotto. Lei di questa cosa che aveva visto il Pacciani nel bosco, eccetera, ne ha parlato con qualcuno? No, E l'ho quando? tenuto chiuso. Chiuso per sé. E quando Pure l'ho visto in televisione, l'ho tenuto sempre chiuso. E quando è che ha parlato con l'avvocato o con quale avvocato ha parlato? Lo presto. Lo presti? E i Frede, di sotto casa. E il Frede ha detto lo presti vai a sistemare Scusi, tutto. l'avvocato lo presti uomo o l'avvocato lo presti donna? Uomo, Come si chiama? lo presto. Come si chiama lo presti? Silvio. Silvio lo presti. E sta vicino a casa mia. E quando ci parlò con questo avvocato? Vicino a casa mia, per la strada. Sì, ma all'epoca, il periodo. Quando è cominciato tutta così? Quando si è presentata la polizia. Quando si è presentata la polizia. Quando mi ha presentato la polizia. Ecco. Dice, Vabbè. fatto bene. Bene, senta un po', il Lotti, lei ha parlato che ha visto anche il Lotti. Quando ha visto il Lotti e dove ha visto il Lotti? La domenica mattina, alla catena, c'era la catena, a quel bosco, c'era la catena. A Chiesa Nuova? La macchina là, a 500 blé. E io mi pare che c'era qua, c'era mio nipote dentro, c'aveva 17 anni, mio nipote. E ho visto mio nipote, chiusa la macchina, guardavi a questa cosa, come sono arrivato, si è messo sul giornale. Ho detto, ma perché si copre questo? Mio nipote mi ha detto, no, che c'è il mostro, stai zitto. Va bene. Ho preso un fucile e me l'ho portato nel bosco, ma c'è la catena. A caccia? No, ma là era riserva, non si può portare il fucile, me l'ho portato dentro la custode, il fucile. Quando sono entrato dentro il bosco non sono andato a vedere quei funghi, mi ho nascosto nel bosco, è chiusa la macchina, è venuto là, ha preso i viottoli e è andato verso sotto dove è stato l'omicidio. Quando è arrivato più sotto ho detto andiamo via, ho detto mio nipote, non c'è mosso, stai zitto, andiamo via, non mi cade quell'uomo. E anche Lotti? A complice col giornale, non si può far vedere, qualche motivo c'era. E anche Lotti l'ha riconosciuto in televisione? Sì. Non lo conosceva prima? Non ci ha L'ho mai visto parlato? là, di faccia, lo volevo vedere di faccia chi era. C'era capello moro, capello un po' ondulato, bello piazzato era, con vestito ebreo, con la camicia chiara. Voglio dire, Lotti non lo conosceva lei prima? Lo conoscevo. Va bene. Non conoscevo né faccia né l'otto, se lo conoscevo che le facciare subito, mi telefonavo e dice sì, è lui. Va bene, ci sono altre domande? Nessuna. Bene, può andare, grazie. Presidente, chiedo scusa se avrei da perfezionare l'istanza che avevo più fatto, cioè quella di sentire la figlia, di acquisire la documentazione medica, perché obiettivamente così abbiamo la possibilità di valutare l'incidenza di questo stato che presenta il test sulle sue odierne capacità, di sentire inoltre l'avvocato Lopresti, ammesso che sia il Lopresti Silvio, su questa confidenza che avrebbe ricevuto. All'esito di queste eventuali testimonianze, se del caso, sentire anche il nipote. Mi sembra che preliminare sia quello Il oggi... nipote non ce l'ha detto come si chiama, Aspetti, chiamiamo un po' un attimo lui, sì. il test, fatelo venire in aula. Presidente, il mio pensiero era questo, se permette. Preliminare era quella la necessità di accertare l'attuale stato di salute del test per vedere se c'è una possibilità di capire se c'è stato qualche mutamento rispetto al passato e per vedere di capire obiettivamente l'attuale situazione del De Pace. Grazie. Signor De Pace, qui, al sedere un attimo.
Io ho visto tante cose. No, aspetta. No, io ho aspetta. visto tante cose, ma mettendo in mezzo a queste cose si facciano dei guai. Ho visto tante cose. che non Vabbè, vi vabbè, posso signor De raccontare. Pace. E ormai che c'è, ce lo dica queste cose. Io volevo Allora, parlare con lui e con Vigna, non me l'hanno fatto mai parlare. beh, Vabbè, poi Andiamo a parlare poi stamattina. vediamo, poi la convochiamo. scusi, Già, e si tolga la mano, sì. Ecco, bene. Aver visto tante cose, siccome siamo qui per cercare la Allora, faccio la verità, mano. sarà bene che ce lo dica. È la verità quello che ho detto Bene, io. bene. Se non venivo qua. Senta, allora, suo nipote che era con lei quando ha visto il Lotti, come si chiama suo nipote? Ricoverato. Come ricoverato? A Torregale. Io ho domandato come si chiama. Liaci. Come? Liaci. Paolo. Ieraci Paolo. Liaci Paolo. Io non lo capisco. Non ragione. Liaci Paolo. Iaci Paolo. Sì. È Dove ricoverato a Torregale, sa. Dove risiede? A cosa là? Ospedale. Dove risiede? A Casellina. Casellina? Via? Via, come si chiama? Numero 2, non mi ricordo, se è un angolino. Casellina, vabbè, lo troveremo. E ora è ricoverato, perché è ricoverato? Sono 2 figli, tutte e 2. Perché è ricoverato? E perché sotto militare l'hanno fatta, sono 10 anni che è così. Ah, è ricoverato Ricoverato. per disturbi mentali. Sta male acconciato. Fa così, disturbi mentali. Va bene. Sta male acconciato, sta. Senta, e sua figlia dove abita ora? Mia figlia? Maria Pia, Casellina. sempre a Casellina. Sì. Il numero lo sa, la via lo sa? Numero 2 il numero. Numero 2? Un pezzo di via, non lo so. Non si ricorda la via. Va bene. Senta, lei ha detto, lei c'ha tante cose da dire, le dica ora. No, è meglio non farlo. Va È bene. meglio non farlo. Va bene. È roba grossa. No. Allora va bene, allora Cosa vediamo io e lui là? Io volevo parlare con Vigna prima, non mi hanno fatto mai parlare con Vigna. e parli ora, parli ora. No, Scusi. No, sì. C'è troppo orecchio, c'è troppo orecchio. Presidente, Bene, l'avvocato Pepe vuole insistere, ci insista lei avanti. Va. Io insisto. La parola aspetta a voi. Quando vi dica e le facciamo, se non venite qua. Quella Lasci mattina. fare ora un attimo Bacciani, di cui ha già lunedì. detto. Lei ha detto testualmente: io ho cose importantissime che ho visto e grossissime. E non da- mi posso raccontare nulla. E come non le può raccontare? Qui di Perché fronte alla no? corte le deve Perché so raccontare. io quando le racconto queste cose. riguardano questi fatti o fatti diversi? No, altri fatti peggio E sono. allora in questo processo non interessa. Peggio sono. Bene, Va bene. Presidente. Può andare, grazie. Insisto nelle richieste che Questo poi- alla fine si vedrà. Sì, Presidente, Ora- volevo... Io volevo parlare allora quando... Va bene. Sendai su La- Signor va De Pace, bene. Povigna, non mi hanno domani. fatto mai conoscere la vita. Glielo faremo... Ora c'è lei, Glielo facciamo conoscere, va bene. Signor De Pace, può andare, grazie. è roba che non si può fare. Abbiamo capito. Sono fatto, mi fanno... Bene, va bene, abbiamo capito. Attenzione a non cadere, mi raccomando.